Ok. Allora, qui siamo nelle campagne di Florinas, esattamente diversi chilometri dal centro abitato, dalla parte opposta della Valle dei Giunchi, dove scorre il Rio Mannu. In questo masso erratico, in epoca nuragica, gli uomini scolpiscono una tomba di giganti. È una tomba di giganti scolpita in un masso erratico con tutti gli elementi della tomba, mentre in tutta la Sardegna la tomba veniva costruita con le pietre. In questo caso, in questa zona, le tombe di giganti venivano scolpite sulla roccia. Qui vediamo l'elemento principale della tomba di giganti, cioè la facciata, quindi questa stele. Vedete qui la forma arcuata superiore che forma la centina, e scolpito la lunetta, poi che divide la parte bassa con questo listello orizzontale che vi faccio vedere qui più da vicino. Vedete un pochino qua, vedete il percorso del listello orizzontale che raggiunge la parte opposta, sale per tutto l'arco e forma la lunetta. Nella parte inferiore questo rilievo mette in evidenza la facciata regolare, al centro della quale c'è questo portello d'ingresso. Il portello d'ingresso, cioè questo ingresso, il portello che chiudeva questo ingresso è qui per terra. È stato trovato e studiato da Ercole Contu e da Peppino Attanda nella metà degli anni 70. L'interno è formato da un ambiente allungato, sempre scavato nelle rocce, come dicevamo, ma come nella tomba di giganti la cella funeraria è lunga, in questo caso, anche se scavata, anche qui ha le caratteristiche di un rettangolo allungato.